Madrid l'avvocato dei curanderos pronto per essere depositato il loro memoriale. L'ipotesi di omicidio, dicono, non ha senso. Alex si è allontanato, smentiscono di essere andati via prima dell'arrivo dei carabinieri. Ennesimo rogo, devastata un'azienda nella Marca, è successo nella notte in via Postumi a Quinto di Treviso e ancora una volta non si esclude il dolo. Ladri in azione, a finire nel mirino ancora una volta via Boiago a Quinto di Treviso, squarciata la rete e sono stati rubati gioielli di famiglia. Presentato a Casugana il report sui cantieri aperti in città, 25 quelli attivi, opere per 82 milioni di euro che cambieranno il volto della città. La giunta regionale vara la manovra di bilancio da 18 miliardi che contiene la contestata maggiorazione IRAP. Incontreremo tutte le categorie economiche coinvolte, dicono Zaia e Calzavara, ma in Consiglio regionale si preannuncia battaglia. Di violenza sugli animali trova la gattina con un occhio insanguinato davanti alla porta di casa Villorba. Il veterinario scopre che ha un bullone infilato, la micia operata e salvata. Fiori d'arancio a Casugana, il sindaco Mario Conte sposerà a ottobre la fidanzata Elisa Barbone, un momento di grande gioia che il primo cittadino vuole condividere con i tanti trevigiani che in queste ore si stanno congratulando per la coppia. Misura 98 cm e pesa 23 kg, la zucchina da record esposta in un'osteria di Nervesa della Battaglia è diventata un'attrazione per ciclisti e turisti. La vicenda di Alex Marangoni in apertura. Buonasera a tutti e a tutte. Edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Questione di pochi giorni, saranno depositate le risposte dei curanderos, la loro versione in merito ai fatti avvenuti all'abbazia di Vidora a fine giugno. L'ipotesi di omicidio per noi non ha senso, dice il legale dei due uomini. La verità è che il ragazzo si è allontanato. L'avvocato torna anche sulla domenica della scomparsa, affermando come i due sciamani si siano allontanati da Vidor solo nella tarda mattinata. Da Madrid parla l'avvocato Santandreu. Ieri ho ricevuto la risposta dei miei clienti. Ok. Prima da fare arrivare queste alla polizia, voglio fare una riunione con loro. Prima di trasmettere le risposte scritte agli inquirenti trevigiani, l'avvocato Oscar Palé Santandreu intende promuovere un confronto a tre con i suoi assistiti, ovvero Johnny Benevides e Sebastián Castillos, i due curanderos che avrebbero gestito il rituale sciamanico all'abbazia di Vidor nella notte della scomparsa di Alex Marangon, poi trovato morto sul Piave qualche giorno dopo su un isolotto a Ciano del Montello. Risponde dal suo studio di Madrid l'avvocato Santandreu, che entra anche nel merito della vicenda. La verità è che tutto sono dichiarando la stessa cosa. Per questo è possibile che la verità sia più cercana a quello che le persone stanno dichiarando che non a questa idea di un omicidio che per noi non ha nessun senso. Insomma, l'ipotesi della procura, quella dell'omicidio volontario, non starebbe in piedi per l'avvocato dei curanderos, che parla di un allontanamento volontario da parte del 25enne di Marcon. C'erano un gruppo di persone vicino al fuoco e Alex si è allontanato per andare in giardino. Ma in questo momento Johnny, che è andato con lei, non ha capito cosa voleva dire e per questo è ritornato a cercare il traduttore. Quando sono andate da nuovo dove doveva essere Alex, lui si è scomparso. Benevides quindi era rientrato in abbazia per cercare un traduttore e trovare un canale di dialogo con il giovane. Questo fa intendere il legale, che sottolinea come i due curanderos, che va ricordato non sono indagati, sarebbero rimasti a Vidor fino a mattina inoltrata, quella domenica di fine giugno, quindi non sarebbero partiti prima dell'arrivo dei carabinieri, come invece emerso finora. Loro sono partiti alle 11:30, qualcosa così, alle 11 o 11:30. Loro erano lì quando è stata la polizia e sono partito dopo la polizia quando solamente restavano i pompieri. E certo che in questo primo momento nessuno ha pensato che Alex ha finito con questo tragico finale. Ma dove si trovano oggi i due curanderos? Questo non lo posso sapere in questo momento. Lei non sa dove Se sono viaggiando, no, non lo so.
E sul fatto che i due curanderos non si siano mai presentati spontaneamente in Italia, Sant'Andreu non ha dubbi, questione di garanzie. Dobbiamo anche capire che per una persona in un processo penale o qualche altro, poi fare quello è più è nel suo interesse. Sant'Andreu ritiene poco utile anche il test sul capello promosso dalla procura sui partecipanti e ribadisce come quella notte sia stato usato un purgante. Il legale dei curanderos si rivolge infine alla famiglia. Più sentite condolenze in questo momento per la famiglia, amici, è un momento doloroso per tutti, gli organizzatori, la famiglia, amici e anche i miei clienti. Ennesimo rogo devasta un'azienda nella Marca, è successo nella notte in via Postumia, Quinto di Treviso, non si esclude ancora una volta il dolo. Ho tentato di chiamare, come hanno tentato i carabinieri, come hanno tentato tutti, diciamo, però da un momento all'altro risponderà in qualche modo, non so. A più di 12 ore dal rogo, verso mezzogiorno, nessuno era ancora riuscito a mettersi in contatto con El Shiladi, il titolare di questa carrozzeria di via Postumia a Quinto di Treviso, distrutta dal rogo divampato tra mezzanotte e l'una. A lanciare l'allarme un passante, cui è seguita una notte di mobilitazione, circa una ventina gli uomini dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna che hanno operato con autobotte e autoscala, letteralmente distrutti un'auto, un trattore, un furgone, nonché diversi macchinari, accartocciata su se stessa parte della struttura esterna. I danni ammontano a decine di migliaia di euro. Roberto Benetti è il vicino di Capannone. Solo l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il coinvolgimento dei suoi laboratori. Può essere tante cose, può essere un contatto elettrico, può essere un ritorno di fiamma di quelle macchine che erano a riposo, cioè tante cose può essere, non si sa. Ma è un'azienda che va bene, un'azienda non ha mai dato problemi? No. Tutte le ipotesi, compresa quella del dolo, sono al vaglio di carabinieri e tecnici dei vigili del fuoco. Al momento non sarebbero stati trovati punti di innesco. Noi adesso siamo qui come nucleo di polizia giudiziaria e di investigazione per verificare le possibili cause dell'incendio. In questo momento non si esclude nulla, nemmeno il dolo. Assolutamente, siamo ancora nelle prime fasi, quindi stiamo verificando sia l'ipotesi di accidentalità oppure altre ipotesi. I rilievi in questo angolo di via Postumia sono stati meticolosissimi. Del resto la cronaca recente riporta una serie di gravi incendi dove ben poco c'è di accidentale. A fine giugno l'esplosione al Dolce Caffè, sempre a Quinto di Treviso, con l'area dissequestrata solo nei giorni scorsi. A inizio estate un'azienda di camper di Villorba, meno di una settimana fa il rogo all'Emporio Cinese di Conegliano, in mezzo fiamme anche in abitazioni private da Cima d'Olmo a Vittorio Veneto. In alcuni casi lo spettro è quello della racket, un'estate davvero bollente insomma. Un'indagine statistica alla mano non ce l'ho, però a memoria anche breve le so dire sì. Questo è un periodo in cui si rilevano un numero di incendi non trascurabile rispetto alla media. Non è solo questione dell'ombra del dolo, anche perché ogni incendio deve comunque essere giustificato e quindi non dobbiamo lasciare ombre di dubbio, capire se c'è una maggior probabilità di accidentalità piuttosto che di un'azione da parte di qualcuno. E ci sono anche vigili del fuoco trevigiani nel contingente partito oggi dal porto di Brindisi, composto da un totale di 32 unità per fronteggiare i vasti incendi che da giorni stanno interessando alcune zone boschive della Grecia. Il dispositivo inviato dal Veneto è composto da 2 ispettori della direzione interregionale dei vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige, 2 operatori del comando di Treviso, 2 da Venezia, 2 da Padova, 2 da Verona, Vicenza e 1 da Belluno. Un operatore COEM e 7 mezzi a coordinare il trasferimento il Dipartimento di Protezione Civile su richiesta dell'Emergency Response Coordination Center di Bruxelles. Ladri ancora in azione, ancora cronaca, dunque a finire nel mirino ancora una volta via Boiago a Quinto di Treviso. Certo, ma certo che sono tutte cose che controllano, secondo me. Erano controllati. Io non vado a casa degli altri per rubare se non so le loro abitudini magari.
Più che un sospetto è una certezza quella che serpeggia in via Bojago, dove nella serata di domenica in una villetta sono entrati dei ladri che prima hanno squarciato la rete sul lato delle vaserie venete, poi entrati in casa hanno trafugato i gioielli della famiglia, in quel momento fuori a cena. Se da un lato è scattata la denuncia dei proprietari, dall'altro si è attivata la rete di controllo del vicinato, cui si sono aggiunte le chat dei diversi condomini e la segnalazione su furti in corso. Col nostro gruppo WhatsApp del Residence, uno dei componenti del Residence ha allertato tutti quanti con questo messaggio WhatsApp dicendo di fare attenzione che nel vicinato si era introdotte delle persone. Cartelli e videocamere disseminati in vari angoli di questa parte di Quinto sembrano però non far desistere i soliti ignoti. Via Bojago è spesso nel mirino. La signora Maria Grazia racconta un episodio risalente all'inverno scorso. Sono andata fuori come al solito a mettere la pattumiera all'umido e vedo 3 ragazzi che saltano il cancello. Dico, cosa fate? Si sono messi a scappare, sono partiti. In questa via qua anche l'anno scorso sono stati episodi di furti, però non tutti denunciano perché magari ritengono che è una seccatura, poi pensano che poi il problema non si risolve. Questa è la situazione. E il copione si ripete a macchia di leopardo. La stessa Maria Grazia riferisce di un altro episodio poche sere fa a Treviso. Sono andati anche da mio figlio in via Castello d'Amore l'altra sera. Sono entrati in casa? Sì. In via Castello d'Amore? In via Castello d'Amore, proprio di fronte al comando dei vigili urbani. Io ho anche paura perché vivo qua da sola, dunque c'ho anche l'allarme, però hanno detto che sanno schermare anche gli allarmi e dunque se sono bravi, dunque cosa facciamo? Ci spostiamo in città ora perché è stato presentato a Casugana il report sui cantieri aperti appunto in città, opere per 82 milioni di euro. Parliamo in questo momento di 45 cantieri circa per 82 milioni di euro, quindi investimenti importanti, investimenti con i soldi dei nostri cittadini che devono sapere dove finiscono e per cosa. 25 cantieri attivi in città, quasi altrettanti quelli che partiranno. Presentato il report dei lavori che da qui ai prossimi anni cambieranno il volto della città di Treviso. Molti riguardano le scuole, strutture dedicate ai giovani e allo sport, come la cittadella outdoor di Sant'Antonino, la palestra del natatorio di Santa Bona, l'ex caserma Salsa. Altri la cultura, come il grande progetto di valorizzazione delle mura. Altri ancora le infrastrutture, fognature, acquedotto e rifacimento della pavimentazione, come in via Martiri della Libertà, ed ancora la riqualificazione di San Liberale. Sono opere importanti. Noi in settembre inaugureremo per esempio la nuova scuola Don Milani, comprensiva dell'ampliamento della palestra e della mensa. Inaugureremo la mensa delle scuole Carrer, inaugureremo la mensa e gli spazi per l'infanzia delle scuole Vittorino da Feltre, inaugureremo la messa in sicurezza della pista ciclabile di via Sant'Antonino, il polo della marginalità sociale e quindi l'asilo notturno che sarà pronto anche questo per settembre, che è un'eccellenza italiana, in attesa di avere anche il secondo stralcio che è l'asilo diurno con una mensa di 70 posti. Ed è proprio quello della riqualificazione dell'ex macello in via Castello d'Amore il progetto che sta maggiormente a cuore al sindaco Conte. Che è un centro di accoglienza per le persone che temporaneamente sono finite magari in difficoltà e che oggi possono uscire dalla dinamica della mera ospitalità e entrare in un percorso di reinserimento sociale attraverso magari una prima fase con la camerata, una seconda fase con la cameretta, ma dove potremo prenderci cura di loro anche da un punto di vista sanitario, e quindi credo che quello sia, da un punto di vista così emozionale, uno dei cantieri che mi sta dando più soddisfazioni. Però poi le palestre, le riqualificazioni del Palazzo da Borso, le mura, insomma ci sono davvero tanti interventi, la rigenerazione del quartiere San Liberale, sono davvero molto soddisfatto. Giorni di lavoro in città, ieri in prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza, nel quale il sindaco di Treviso ha chiesto di potenziare i controlli in città. Risse, aggressioni, spesso tra giovanissimi, episodi più o meno gravi, quelli che si sono verificati nelle ultime settimane in città e che hanno spinto il sindaco Conte a chiedere un maggiore intervento alle forze dell'ordine. Sono episodi che però
alterano la percezione di sicurezza, e quindi ho chiesto alle forze dell'ordine, con le quali stiamo già facendo un lavoro importante di grande sinergia insieme alla polizia locale, di intensificare ulteriormente i controlli in alcuni quadranti della città e soprattutto di cercare di dare risposte nel minor tempo possibile a quegli episodi. Su disposizione del prefetto, dunque, i controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale verranno potenziati, specie nelle zone più calde della città, dove questi episodi si verificano con maggiore frequenza. Quindi incrementeremo ancora i controlli e soprattutto cercheremo nel minor tempo possibile di dare risposte a quelle criticità che sono venute fuori nel quadrante. La Giunta regionale approva la manovra di bilancio da 18 miliardi che contiene la contestata maggiorazione IRAP. Aumento necessario, dicono Calzavara e Zaia. Incontreremo tutte le categorie economiche coinvolte per spiegare cosa cambierà, ma in Consiglio regionale si preannuncia battaglia anche con gli alleati. A meno che poi non sia una retroscena di qualcuno che dice che si è arrampicato sugli armadi della Giunta perché non voleva votare, ma posso garantirvi che nessuno ha fiatato e tutti hanno votato. Come al solito. Nessuno ha fiatato durante l'approvazione del bilancio in Giunta, ma qualcuno nella maggioranza è pronto a farsi sentire quando la manovra arriverà in Consiglio regionale. Il bilancio da 18 miliardi e 476 milioni di euro del Veneto contiene un aumento dell'IRAP che porterà nelle casse di Palazzo Balbi una cinquantina di milioni, un aumento lieve nelle percentuali ma pesante politicamente, tanto che Zaia cerca di smorzare le polemiche con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, ricordando a quanti soldi la sua amministrazione abbia rinunciato non applicando l'addizionale IRPEF. Io capisco che fa più rumore una pianta che cade di una foresta che cresce, ma la foresta che cresce sono i 16 miliardi che sono nelle tasche dei veneti sparsi in giro, che avranno utilizzato per fare le vacanze, per cambiare la macchina, pitturare la casa, pagare gli studi ai figli, curarsi, non lo so, ma 16 miliardi io so che nel bilancio della regione non sono mai entrati per scelta di questa regione. L'assessore al bilancio Francesco Calzavara circostanzia il campo. L'IRAP aumenta dello 0,1% per 146.694 aziende e dello 0,5% per 37.555. Significa sostanzialmente che un bar pagherà 14 euro in più, un mini market 30 euro in più, una piccola medio impresa di tessuti che fattura 1 milione 88 euro in più. Faremo le audizioni, avremo modo anche di sentire tutte le associazioni di categoria rispetto ad alcune scelte che abbiamo fatto all'interno di questo bilancio, però insomma, riteniamo di poterlo spiegare in maniera convincente ed arrivare nella prima decade di dicembre per l'approvazione definitiva in Consiglio regionale. Ma perché il Veneto ha scelto di aumentare l'IRAP e non l'IRPEF? Non puoi sempre pensare che il bancomat sia rappresentato da chi ha più reddito, perché voglio anche ricordare che siamo in un paese nel quale in via di principio le tasse si pagano, quindi quello che ha guadagnato di più comunque in linea teorica ha pagato anche tutte le tasse. Il bilancio ora inizia il suo cammino secondo l'iter amministrativo, un cammino che si annuncia non sempre facile. Penso che sia fondamentale che ad ogni dubbio ci sia espressa chiarezza, l'assessore Calzavara è a disposizione, incontrerà tutti, non solo le parti politiche ma anche gli stakeholders e quindi le parti sociali e le associazioni di categoria. Ma invece Forza Italia è così critica, ha parlato addirittura di rapina, adesso hanno fatto sapere che in aula non voteranno questo aumento. Guarda, sono stato sorpreso perché credo che figure che tra l'altro hanno amministrato in ruoli regionali dovrebbero comprendere anche quelle che sono le dinamiche. Uscire tranchant così facendo un po' di populismo, insomma, lo trovo un po' così. Siamo già in campagna elettorale. Ma mi pare che Forza Italia, in particolar modo il suo segretario regionale, insomma, sia da un po' in campagna elettorale. Tasse, continua la guerra a distanza tra Flavio Tosi con la Lega e Zaia. Il coordinatore regionale di Forza Italia ribadisce che le cifre del risparmio dei veneti senza addizionale IRPEF sono diverse e conferma che l'IRAP sarà terreno di battaglia in Consiglio. Intanto il nome di Valeria Mantovan come nuovo assessore al posto di Elena Donazzan resta congelato al dopo Ferragosto. Quello è surreale come dato, perché siccome il governatore Zaia governa grosso modo da 14 anni, 16 miliardi vuol dire più di 1 miliardo all'anno di tasse risparmiate. Se consideriamo che l'addizionale IRPEF, che è quello che differenzia il Veneto dalle altre regioni, vale 300 milioni all'anno,
300 milioni all'anno per 14 fa 4 miliardi e 2, non fa 16 miliardi. Quindi sui numeri bisognerebbe non buttarli al vento così a caso. Attacco confermato e clima che resta incandescente. Sembra di sentir parlare un avversario politico, non un alleato, ma la situazione ormai da tempo è questa. Il numero 1 di Forza Italia in Veneto ribadisce quanto aveva già espresso nei giorni scorsi sulle cifre del risparmio dei cittadini secondo la bandiera tax free di Zaia e ripete che sull'aumento IRAP gli azzurri in Consiglio regionale non faranno sconti, lanciando anche un sibillino avvertimento alla compagine del Carroccio. È chiaro che Lega e Lista Zaia sono di per sé ampiamente autosufficienti perché hanno circa 34, se non erro, consiglieri su 51, quindi hanno 2/3 della maggioranza da soli. È ovvio che è una situazione irripetibile, perché un domani la situazione non sarà più questa come equilibri numerici all'interno del Consiglio. E quindi parlare prima con gli alleati, confrontarsi prima con gli alleati, prima di decisioni impattanti e in questo caso non condivise, forse sarebbe un fatto di metodo e di rispetto. Forzisti fuori dalla giunta e dalle presidenze di commissione, fuori dal governo della regione, insomma una frattura che resta insanabile per l'ex segretario Lega. Se io vengo a leggere dal giornale quello che decide la giunta regionale, io sono il coordinatore regionale di Forza Italia, è chiaro che se non vengono condivisi i provvedimenti poi noi non li votiamo, in particolare un aumento delle tasse. Io mi ricordo che quando c'era chi governava prima di Zaia, c'erano periodicamente riunioni con i segretari dei partiti di maggioranza, qua tu vieni a sapere attraverso i comunicati stampa quello che viene deciso. Questione di metodo che non deve essere piaciuta granché nemmeno a Fratelli d'Italia, se i meloniani, per bocca del coordinatore veneto Luca De Carlo, hanno già chiesto un chiarimento sull'IRAP prima di esprimersi. Non hanno potuto fare in giunta perché del partito al momento non c'è più nessuno. Via Elena Donazzan il posto resta vacante, seppur prenotato dai meloniani. E il nome di Valeria Mantovan, la sindaca di Portoviro, in pole position, resta ufficioso e non ufficiale. Girano tanti nomi, nel senso che poi oggi al momento non vi posso assolutamente confermare nessun nome. Siamo in un periodo di riflessione, un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, con Luca De Carlo, insomma con Fratelli d'Italia, ed è giusto che facciamo passare queste vacanze estive. Riflessioni sì, perché il piatto è bollente e ha a che fare pure con gli equilibri territoriali. Vedi alla voce Padova, dove un'altra meloniana, la consigliera comunale Elena Cappellini, aspira all'assessorato. E quando il nome di Valeria Mantovani è diventato quasi certo, ha risposto con una foto su Instagram in vacanza e un eloquente "me ne frego". E sempre da Padova tuona anche Alain Luciani, uno della truppa degli ex leghisti passati a Forza Italia, che attacca con un post al vetriolo sull'ipotesi di un secondo assessorato dato alla provincia di Rovigo dopo quello Cristiano Corazzari. Per la classe politica veneta, scrive, Padova conta meno di Rovigo, con il massimo rispetto per la comunità rodigina, io non ci sto. Zaia conclude, aveva promesso equilibrio politico e territoriale. Spiega allora alla provincia più abitata del Veneto per quale motivo ha indicato un solo assessore padovano su 12 in giunta. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Proseguiamo con le notizie, parliamo di questo grande caldo che sta soffocando il Veneto, ma soprattutto la provincia di Treviso, con Treviso che è una delle città con il termometro più alto rispetto a quelle del Veneto, e vediamo cosa ci dobbiamo aspettare per Ferragosto. Sarà un Ferragosto in cui le temperature seguiranno l'andamento di questa settimana. Abbiamo temperature effettivamente molto alte, sia le minime al di sopra dei 20 gradi su moltissime zone della pianura, fino anche a 25-26 gradi, e sia le massime attorno ai 34-36 gradi, con punte fino a 37 sempre sulla pianura. Ferragosto bollente che non risparmia nessun luogo del Veneto, dalle montagne al mare. Si boccheggia soprattutto in pianura, sfiancati da questa ennesima ondata di caldo africano che attanaglia tutta l'Italia. Nelle prossime ore fino a Ferragosto le città italiane con bollino rosso saranno 22. Per il Veneto ci sono Verona e Venezia. Alte temperature che arrivano a 36-37 gradi di giorno e che non si abbassano nemmeno di notte. Quando registriamo le temperature minime e queste non vanno al di sotto dei 20 gradi si definisce notte tropicale. Ne abbiamo vissute parecchie in questi ultimi 2 mesi in Veneto, all'incirca metà delle notti, una trentina di notti sulla pianura del Veneto
pomeriggio sono rimaste al di sopra dei 20 gradi, quindi definite notti tropicali. Questo aggrava ovviamente l'effetto del disagio fisico, in quanto non permette il raffreddamento degli edifici e anche l'impatto sul corpo umano risulta più importante. Temperature elevate fino a venerdì 16 agosto secondo le previsioni del centro meteorologico di Arpav, ma nel fine settimana dovrebbero arrivare i temporali che porteranno un po' di refrigerio. La situazione cambierà tra sabato e domenica per l'ingresso di aria più fredda dalle zone centro-settentrionali del continente. Avremo quindi un'irruzione di aria fredda a sud delle Alpi che ci interesserà attenuando le condizioni di caldo, riportandoci con temperature sulle medie del periodo. Tra luglio e agosto le ondate di calore hanno messo a dura prova i veneti. Lungo il litorale si sono registrate ben 33 giornate a forte disagio fisico, 25 quelle in pianura tra Padova e Treviso e 18 nell'arco pedemontano. Non osserviamo particolari differenze se non tra le città le zone dell'area pedemontana, le zone di pianura e le zone litoranee che tendono a essere più umide, forse con qualche grado in meno di temperatura un po' più alta e clima un po' meno umido sulle zone interne. La pedemontana è un caso un po' specifico in quanto in alcuni casi ha un raffreddamento notturno maggiore, in alcuni casi è addirittura più calda della pianura. E sentiamo come stanno vivendo in città residenti e negozianti questa fortissima ondata di calore. È da morire, non si respira proprio, chiusi in casa, neanche al mare. Io ho la casa al mare, non vado neanche al mare dal caldo. Un'altra giornata rovente. Chi non è in vacanza e in queste ore deve rimanere in città o rimane barricato in casa con l'aria condizionata o se esce cerca di rinfrescarsi come può. Bevendo con le amiche, che questo secondo me va sempre bene. Ventaglio e tanta casa con l'aria condizionata. È sempre consigliato andare al mare in modo da stare all'aria aperta e potersi rinfrescare, anche se ultimamente diventa molto caldo anche lì. L'aria condizionata e stare a casa sicuramente è la soluzione migliore. Io resisto, sì, perché sono all'ombra. La mia amica qui no tanto. Si cerca l'ombra, si va a camminare, a passeggiare diciamo dove è alberato, si cerca di stare più che si può riparati dal sole. A Treviso è giorno di mercato, ma in pochi si avventurano tra i banchi sfidando la calura. Certo, è la settimana di Ferragosto, ma gli affari languono per gli ambulanti. È troppo caldo, è difficilissimo uscire, soprattutto se sono persone anziane, uscire a quest'ora di giorno, assolutamente. Quindi insomma lo vedete l'effetto Ferragosto anche negli affari? Assolutamente sì. Escono la mattina presto forse se hanno bisogno, poi si rintanano in casa con l'aria condizionata e non escono più fino a sera. Chi invece gioisce sono i venditori di gelato che va letteralmente a ruba in questi giorni bollenti. Non possiamo lamentarci perché comunque il gelato è un alimento che aiuta appunto al refrigerio, non solo gelato ma anche granite con la frutta fresca. Buono, con questo caldo è superbo. Un altro avvistamento del lupo questa mattina a Ponte di Piave, l'appello della sindaca Paola Roma. Eccolo il laccio che sarà utilizzato per catturare il lupo del Piave. È un sistema progettato per trattenere l'animale. Il laccio si avvolge attorno alla zampa senza recarvi però alcun danno. Il laccio Belisl non è acquistabile dai privati ma è venduto soltanto agli enti pubblici. Ha un diametro di circa 20 centimetri. Diversi lacci saranno posizionati nei luoghi individuati negli avvistamenti, proprio sulla Gollena del Piave. I lacci sono autorizzati dal Ministero e non causano alcun trauma all'animale. Sono collegati ad un sistema di allerta che permette l'intervento della squadra di cattura per il recupero. L'ultimo avvistamento in ordine di tempo è ancora a Ponte di Piave in Golena ed è di questa mattina. E nel caso specifico Ponte di Piave è intervenuto anche questa mattina, quindi io ribadisco la necessità di dare appunto in chi dà l'avvistamento indicazioni puntuali e precise anche rispetto allo stato dell'animale, al posizionamento e alla situazione dello stesso, perché questo sono tutte informazioni utili alla squadra di recupero. Ogni avvistamento diventa prezioso per tracciare il percorso e posizionare i lacci. Daremo anche ai residenti, in prima battuta io parlo proprio per il mio comune, delle indicazioni proprio legate a quel personale che sarà sul territorio per permettere in maniera corretta il recupero dell'animale selvatico. L'autorizzazione del Ministero al loro posizionamento dovrebbe arrivare in queste ore. La Regione è pronta, anche il luogo del trasferimento sarà deciso da Roma. Ringrazio i cittadini che stanno appunto nelle indicazioni che
ci sono state date da parte della Regione e dall'ISPRA stesso, tenendo quei comportamenti come per esempio il portar fuori i rifiuti alla mattina, non farlo alla sera e tenere chiaramente tutte quelle attenzioni anche legate all'evitare rifiuti organici abbandonati, anche per chi chiaramente fa anche la raccolta dell'umido in una certa maniera. A Villorba, ora, dove è stata trovata una gattina con un occhio insanguinato davanti alla porta di casa. Il veterinario scopre poi che aveva un bullone infilato nell'occhio. La gattina operata ora sta bene. Abbiamo trovato un bullone, non so dirvi le dimensioni perché non sono un'esperta di meccanica, però più o meno di queste dimensioni qui, quindi grande quasi quanto un globo oculare, sarà state 1,5 centimetri abbondante di diametro, era all'interno del globo oculare, quindi aveva lacerato la cornea ed era proprio dentro, come se uno avesse iniettato questo bullone nel globo. Un bullone infilato in un occhio, così tutta sanguinante la proprietaria ha trovato la sua gattina Livia di 7 mesi davanti alla porta di casa alle 7:30 di ieri mattina. Pensando che fosse stata graffiata dall'altro gatto, ha cercato di soccorrerla, ma resasi conto che la situazione era grave, ha portato l'amicetta alla clinica oculistica veterinaria del dottor Multari a Fontane di Villorba, specializzata solo in cure dell'apparato visivo. Pareva avesse un pezzo di lamiera nell'occhio che era già compromesso, invece poi la scoperta del bullone e l'incomprensibile dinamica dell'accaduto. Devo dire la verità, una cosa del genere no, la cosa strana è che proprio sia riuscito a entrare dentro la cornea, all'interno proprio del bulbo del globo oculare, non a fianco come magari potrebbe succedere. Quindi il sospetto è che possa essere stato un evento traumatico, è stato un evento traumatico, c'è stato questo bullone, sicuramente è stato spinto con forte velocità da qualcosa, non sappiamo se volontariamente tramite una fionda o qualcosa del genere o se una macchina passando ha colpito questo bullone per terra ed è stato poi scalzato contro, sfortunatamente dentro l'occhio, quindi non possiamo definire questa cosa qui. Per fortuna l'amicetta Livia sta già bene e si adatterà alla nuova vita in men che non si dica. Una volta rimosso tutto, poi il gatto stava benissimo, ma si è alimentato immediatamente dopo poche ore che si era svegliato, stava bene, faceva le fusa, quindi insomma si è risolta bene, farà una vita normale, poi ovviamente avrà un occhio solo, quindi ci deve un po' stare attenta, però gli animali sono molto più bravi di noi nel sopravvivere e fare una vita normale anche quando sono ciechi, quindi con un occhio se la cavano benissimo. In via Centa a Villorba, comunque, episodi di violenza sugli animali si erano già registrati lo scorso anno. Un altro gatto della proprietaria era stato avvelenato, così come un cane dei vicini. Ferma la condanna del sindaco Francesco Soligo, che invita tutti a denunciare gli episodi e garantisce che sarà fatto ogni sforzo per fare giustizia e supportare chi subisce questi atti vili da parte di sciagurati, ha detto il primo cittadino. Fiori d'arancio a Casugana, il sindaco Mario Conte si sposerà il prossimo ottobre, un momento che il primo cittadino vuole condividere anche con i trevigiani. Ieri abbiamo firmato le pubblicazioni, insomma con Elisa abbiamo deciso di fare questo passo importante, sarà nel mese di ottobre e quindi sono molto contento e ringrazio anche Elisa perché mi supporta molto e mi sopporta ancora di più, però insomma insieme abbiamo deciso di compiere questo passo, siamo contenti e quindi adesso dobbiamo lavorare per i preparativi perché sarà un bel momento di festa anche per tutta la cittadinanza, perché in questi giorni mi sono arrivati davvero tanti messaggi di congratulazioni e poi troveremo anche il modo per festeggiare tutti insieme. Quel giorno sarà un po' limitato, però poi durante le giornate prima o dopo troveremo anche il modo di sdebitarci quantomeno con i confetti per tutti. Misura 98 cm e pesa 23 kg. La zucchina da record esposta all'interno di un'osteria di Nervesa della Battaglia, trovata nell'orto della signora Favrel lungo la pista ciclopedonale La Tradotta. L'ortaggio è stato posto nell'osteria destando curiosità tra clienti e turisti che in questi mesi estivi stanno giungendo in paese tramite le tante vie ciclabili. Non solo salumi, ora anche una soppressa vegetariana, scherza così una dipendente dell'osteria. E con questo passiamo alle notizie dal Bellunese. È ufficiale, gli atti processuali del Vajont saranno custoditi nella sede dell'Archivio di Stato di Belluno.
Penso che sia quello che tutti noi volevamo, noi istituzioni bellunesi, superstiti, sopravvissuti, insomma è il coronamento di un percorso iniziato nel 2009 dopo il terremoto dell'Aquila che ora si concretizza e per noi non possiamo che esprimere soddisfazione. L'archivio processuale del Vajont rimarrà a Belluno, il fascicolo composto da 5.205 documenti sarà custodito per sempre nell'archivio di Stato di Belluno per onorare la memoria delle vittime del disastro del 9 ottobre 1963. È una bellissima notizia, devo dire che io ho incontrato il sottosegretario Mazzi in cima a Grappa nell'ultimo 4 di agosto per la cerimonia che riportava i caduti e devo dire che lì abbiamo accennato al tema, ma oggi la notizia è arrivata. È stato il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi ad annunciare la pubblicazione del decreto firmato dal direttore generale archivi Antonio Tarasco che stabilisce la destinazione del fascicolo, 257 buste di documentazione prodotta sia dal Tribunale di Belluno sia dal Tribunale della Corte d'Appello dell'Aquila, dove tra il novembre del 68 e l'ottobre del 1970 si svolse il processo su uno dei più grandi disastri ambientali causati dall'uomo. Un grande lavoro di squadra. Un grande lavoro di squadra che soprattutto parte da quando abbiamo deciso di digitalizzare tutta questa documentazione, ne sono veramente 257 buste mi pare, un lavoro immane che ha avuto l'Archivio di Stato di Belluno come centro fondamentale, poi la Fondazione Vajont, il Comune di Longarone e tanti altri enti che hanno collaborato e hanno permesso che tutto questo venisse messo a disposizione dell'umanità. Tra qualche settimana la documentazione sarà messa a disposizione nel portale del MIBACT, un altro grande risultato per il quale si è lavorato per lunghi anni, determinante il monito del presidente Mattarella sulla diga del Vajont. Soprattutto alla luce di quando alcuni mesi fa c'è stata questa notizia, un po' un fulmine a ciel sereno, che ci diceva che tutta questa documentazione doveva tornare all'Aquila. Io penso che sia intervenuto, io non ho certezze da questo punto di vista, ma penso che il presidente abbia contribuito in maniera determinante affinché tutto rimanesse qui e quindi non posso che esprimere un grandissimo grazie anche a lui. La documentazione era custodita nell'Archivio di Stato dell'Aquila dove erano iniziati l'inventario e la digitalizzazione, sospesi a seguito del grave terremoto che il 6 aprile del 2009 colpì la città. È chiaro che questa documentazione che per legge doveva restare dove si era tenuto il processo è stata una cosa, devo dire, eccezionale e questa eccezionalità però sono convinto che il Vajont la meritasse perché questo rappresenta veramente la memoria e l'Archivio di Stato di Belluno la sta conservando in maniera perfetta e questo ovviamente ci aiuta. Noi è un po' la nostra storia è giusta che sia qua. Insomma era intervenuto anche il presidente Mattarella alla commemorazione dello scorso 9 ottobre per questo trasferimento. Riascoltiamo le sue parole di quel giorno. Un altro impegno si avverte, irrinunziabile, quello della memoria, che i cittadini di questi comuni continuano a coltivare e che tutti avvertiamo come compito della Repubblica. Anche per questo motivo ritengo che sia non soltanto opportuno ma doveroso che la documentazione del processo celebrato a suo tempo sulla responsabilità rimanga in questo territorio. Quella documentazione era stata necessariamente raccolta nei luoghi del giudizio penale, perché aveva allora una finalità giudiziaria. Conclusi da tanti anni i processi, oggi riveste una finalità di memoria. Appunto per questo è stata inserita dall'UNESCO nel suo registro della memoria. E quel che attiene alla memoria deve essere conservato vicino a dove la tragedia si è consumata, per rendere onore alle vittime del Vajont e per riceverne un ammonimento per evitare altre tragedie. Così dunque il presidente Mattarella lo scorso 9 ottobre. Noi ora cambiamo argomento. Calano imprese ed export. Positivi invece i dati del turismo, dati in chiaroscuro, quelli diffusi per la provincia di Belluno dall'Osservatorio Economia e Territorio della CNA Veneto. In lieve flessione il numero delle imprese, anche artigiane, e l'export, mentre i risultati positivi arrivano dalle presenze turistiche. I dati dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto scattano così la fotografia dell'economia bellunese dopo il primo semestre 2024 e l'immagine prodotta è in chiaroscuro. Diminuiscono le imprese,
Una leggera flessione rileviamo anche da un punto di vista dell'export, che comunque rimane fattore trainante per la nostra economia. Aumentano invece le presenze turistiche, elementi importanti su cui evidentemente un ragionamento va fatto. Il calo generalizzato del numero delle imprese artigiane in tutto il Veneto conferma anche a Belluno la tendenza, quasi 13.500 quelle registrate in provincia al 30 giugno 2024, meno 3,5% rispetto al 2019, ed è la peggior prestazione dietro a Rovigo. Non cambia il quadro rapportato al 2023. Rispetto al primo semestre dell'anno scorso il saldo negativo è di 281 imprese. Belluno è sul gradino più basso del podio per le esportazioni, pur negativo, meno 4,6%, il risultato è comunque leggermente migliore della media veneta. Serve una riflessione ampia sul futuro analizzando paradigmi nuovi, dice il direttore dell'Appia CNA di Belluno, Christian Sacchette. Su un'economia di conoscenza in cui le imprese vengono messe al centro, in cui la finanza ha un suo ruolo importante, in cui il rapporto pubblico-privato è finalizzato insieme evidentemente agli aspetti accademici, di formazione, di educazione, quindi università, ITS, vengono messi a fattor comune proprio per creare sviluppo e attrattività del territorio. Le uniche note positive arrivano dai dati sulle presenze turistiche, che salgono a 1.322.000, quelle registrate in provincia tra gennaio e maggio, con un più 1,7%. Il dato turistico sorride a tutte e 7 le province venete, confermando l'importanza del settore traino dell'economia regionale, con un più 8,4% complessivo. E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.